Ancora insieme sportivi siciliani di TVM Palermo per il secondo appuntamento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda il mercoledì a partire dalle ore 21, mentre il giovedì dalle 22 in poi. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano e nella puntata odierna, quella del giovedì, parliamo soprattutto di promozione e di prima categoria. Si è giocata la finalissima playoff proprio del campionato di promozione. Eccola qua la schermata, la vittoria del Città di Avola 1-0 contro la Gioiosa. Sarà dunque il Città di Avola a disputare la prossima stagione il campionato di eccellenza. Il fischio finale di Matranga sta di pura liberazione per il Città di Avola che per la terza volta nella sua storia conquista il campionato di eccellenza. I rossoblù vincono anche la finale spareggio promozione contro la Polisportiva Gioiosa sul neutro del Valentino Mazzola di San Cataldo e a distanza di 6 anni dall'ultima volta tornano nel massimo torneo regionale. Una vittoria fortemente voluta dalla squadra allenata da Attilio Sirugo e alla fine centrata al termine di una stagione esaltante per tutti i tifosi rossoblù che anche ieri hanno invaso in massa l'impianto sportivo di San Cataldo. Onore comunque al Gioiosa che nonostante la sconfitta e la pesante assenza del Bomber Balde chiude una stagione che rimarrà storica per il club Granata e i suoi tifosi che anche ieri hanno incitato i ragazzi guidati da Mirko Silvestri. La sfida che sostanzialmente non ha regalato grandi emozioni, il Città di Avola la indirizza comunque al primo affondo quando al minuto 15 Alfora coglie da destra la pennellata di Ricca e di testa spiana i suoi la strada verso l'eccellenza. Per il classe 2001 che fa impazzire di gioia i tifosi rossoblù, si tratta dell'8º sigillo stagionale. Il Città di Avola tenta di chiudere subito i conti, ma il destro di Cavallo al 19esimo è murato in angolo da Biondo e poi la conclusione di Germano al minuto 46 si perde fuori per questioni di centimetri. In mezzo un tentativo del Gioiosa con Zurka che però non crea patemi a Santillo. Nella ripresa non succede praticamente nulla, solo nel finale i Granata tentano l'assalto disperato, ma anche il tentativo di Rudoja al 91esimo non sortisce l'effetto sperato. Poi dopo 5 minuti di recupero concessi dal fischietto di Palermo, la festa sperata, annunciata e da tempo preparata dal Città di Avola può finalmente cominciare. Sono orgoglioso perché la mia città è andata in eccellenza 3 volte e c'ero tutte e 3 volte, 2 volte da giocatore e una oggi. È un'emozione fantastica, nessuno credeva in noi, dall'inizio ci davano come... Non era per niente scontato, ci davano tutti come fuoco di paglia, questa squadra invece non ha mollato, ha fatto 62 punti e oggi credo che meritatamente la riportiamo in eccellenza. Sono felicissimo, grazie. A chi la vuole dedicare, mister? Questa la dedico alla mia famiglia, a mio figlio e tutto il tempo che gli ho tolto per dedicarlo a questi fantastici ragazzi. Hanno provato molto a metterla sul piano della provocazione, ma sapevamo già che avrebbero fatto questo. I ragazzi sono stati molto intelligenti e penso che gli abbia dato un grande merito. Guarda, io voglio dedicare questa a mio papà Buonanima che è morto tanto tempo fa. Spero che da lassù stia vedendo questo trionfo e sia fiero ed orgoglioso di quello che abbiamo realizzato. Noi abbiamo fatto una squadra per tenere la categoria, poi abbiamo visto che siamo forti e ce l'abbiamo messa tutta per vincere. A chi la vuoi dedicare? Questa qua la voglio dedicare a questa vittoria e tutta la squadra e la mia famiglia, che oggi è la festa della mamma e mia mamma. Il lieto fine per la Polisportiva Gioiosa non c'è stato. I Granata di Mirko Silvestri nell'ultimo atto dei playoff di promozione non sono riusciti a centrare lo storico approdo in eccellenza, arrendendosi al Città di Avola per 1-0 nella finale del Valentino Mazzola di San Cataldo. Nonostante ciò, per la squadra tirrenica rimane comunque un'annata indimenticabile. Dobbiamo soltanto essere contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Chiaramente c'è un po' di delusione, di rammarico perché tutte le partite si vogliono vincere, ma questa finale non c'era mai stata, quindi il nostro percorso da quando ci sono i playoff si sarebbe concluso settimana scorsa, quindi saremmo stati promossi settimana scorsa. Hanno messo questa finale e purtroppo è una finale decisa dagli episodi e loro sono stati più bravi di noi. L'assenza di Balde in avanti ha pesato? Sì, assolutamente. Balde è il nostro capocannoniere, un uomo che fa reparto da solo. Torno a ribadire che se mi aumenti il numero di partite mi devi
resettare le ammonizioni, perché se ci sono sempre state 3 partite e con una sei in diffida, già dopo le finali del girone mi resetti per la finale regionale. Noi abbiamo pagato su 4 partite, ci sta che uno prende 2 ammonizioni, sono partite tiratissime, tutte finali, e quindi con 2 ammonizioni Balde è stato squalificato. Un regolamento quest'anno un po' particolare, perché non si era mai visto nella storia che si giocasse un'ulteriore finale e salisse una sola squadra. Questo è un po' strano effettivamente. Ma guarda, ti dico che alcune squadre neanche sapevano che c'era sta finale, cioè non c'è mai stata in 30 anni che ci sono i playoff questa finale, c'è solo quando dalla Serie D ne retrocedono 4. La Lega fa un comunicato, dice in caso ne retrocedono 4 si fa un ulteriore spareggio, ma se c'è vacanza organica in eccellenza vengono promosse tutte e 2. Quest'anno penso che non era mai successo, ne sono scese 0 dalla Serie D, più una che ha vinto il Paternò, che ha vinto la Coppa Italia d'eccellenza, c'è vacanza organica di 3 squadre e noi e l'Avola siamo stati costretti a fare questa finale. Non lo dico adesso perché è una cosa che già sappiamo con le altre squadre, con Parma, Valle e Nicosia, lo sappiamo da 2 settimane che abbiamo fatto una nota pure congiunta alla Lega, ma non si sa, mi chiedo il motivo ma non me lo riesco a spiegare questo. Quindi a maggior ragione c'è solo da essere felici per il percorso che abbiamo fatto. Sono stati tantissimi sacrifici, a maggior ragione perché in campionato abbiamo avuto una squadra come il Vittoria che nonostante noi facessimo tantissimi punti lei riusciva a farne sempre di più e quindi è stata una corsa continua, quindi i sacrifici sono stati esponenziali, ma i ragazzi fino alla fine sono stati fantastici e quindi poi penso che il passaggio in eccellenza dopo le 4 vincenti di campionato dei gironi era giusto che andassimo noi. Abbiamo avuto un gruppo fantastico e secondo me gran parte di loro meritano di poter fare anche l'eccellenza, poi valuteremo insieme a loro se hanno anche la possibilità di fare un campionato così anche impegnativo dal punto di vista di impegni, c'è gente che lavora, quindi dobbiamo vedere un po' di cose, ma io li confermerei tutti in blocco. I meriti sono di tutti, non sono solo i miei, io grazie alla mia dirigenza ho acquistato i calciatori, però il merito posso dire che, ripeto, è di tutti, ma soprattutto di questo grande mister, perché poi i calciatori li puoi acquistare, no? Però poi chi li fa scendere in campo è il mister. E va bene così, ci siamo riusciti, è stato un anno bellissimo, meraviglioso, l'eccellenza sicuramente sarà un campionato diverso rispetto alla promozione. Cercheremo di dare il massimo anche in eccellenza, quindi vediamo un po'. Io ringrazio anche l'amministrazione comunale perché dal sindaco Rossana all'assessore Fabio Cangemi perché ci hanno messo in tutte le condizioni possibili e immaginabili di poter allenarci bene, di poter ospitare la gente la domenica senza problemi, con l'apertura anche della seconda tribuna dopo tanti anni che era ancora chiusa, quindi ringraziamenti vanno a tutti, quindi poi noi siamo gli artefici, sì, dentro il campo, i ragazzi, lo staff e tutti, però poi alla fine la vittoria è di tutti. Cercheremo di fare un campionato di buon livello, questo sicuramente. Non faremo una squadra per salvarci, ma cercheremo di fare un buon campionato, però è inutile promettere cose che in questo momento non siamo in grado di promettere. Ma in ogni caso sarà il primo anno di eccellenza, quindi come 2 anni fa fu il primo anno di promozione per me, quindi bisogna capire, studiare un po' la categoria, perché per me sarà una categoria nuova che non conosco. Studieremo un po', magari quest'anno cercheremo di fare un buon campionato e magari poi, chi lo sa, il prossimo anno potremmo provare a fare il salto, oppure se quest'anno riusciremo a fare qualcosa di buono, lo vedremo dopo. E tanto già lo so che l'anno prossimo in eccellenza so. Ale ale oh, ale ale oh. E tanto già lo so che l'anno prossimo in eccellenza so. Parliamo anche di Coppa Italia di promozione, eccola qua la schermata con i risultati per quanto riguarda le semifinali che si sono disputate. In modo particolare la sconfitta del San Giorgio Piana che perde in casa del Città di San Vito Lo Capo 7-6
dopo i calci di rigore. Pertanto il Città di San Vito Lo Capo acquisisce il diritto di disputare la prossima stagione il campionato di eccellenza, perché in finalissima giocherà contro il Vittoria, che già ha ottenuto la promozione nel campionato di eccellenza nella stagione regolare. Si disputerà comunque anche la finalissima domenica prossima proprio tra Vittoria e Città di San Vito Lo Capo. Parliamo anche di prima categoria, perché si è disputata la finale playoff, eccola qua la schermata. La partita tra Sinagra Calcio e Futura è finita 2-1 per la squadra di Brolo, pertanto sarà la squadra messinese a disputare contro la Margheritese la finalissima domenica prossima. La vincente acquisirà il diritto di disputare la prossima stagione il campionato di promozione. Con un gol per tempo la Futura espugne il proprio impianto sportivo, catino odierno del Sinagra, e vola in finalissima Misilmeri per centrare il ritorno in promozione, ostacolo margheritese permettendo. Leone prova ad infiammare il match su palla inattiva, ma trova solo la barriera. Match che stenta a decollare e Arasi prova a mettersi in proprio al 20°. Ottima la progressione che viene fermata sul più bello. La Futura, che deve assolutamente vincere, prova a pigiare e Mangano dalla destra tenta la conclusione senza l'effetto sperato. Idem per il bomber Scaffidi qualche minuto più tardi con Bonfiglio che con lo sguardo accompagna la sfera a fondo campo. Ancora Futura e stavolta Arasi al tiro, ma con sfera che non inquadra lo specchio della porta. Superata la mezz'ora, il Sinagra prova ad affacciarsi dalle parti di Domianello, con Radici che innesca Natalotto in aria, ma conclusione da dimenticare del classe 98. Medesimo esito per Fazio una manciata di minuti più tardi con sfera calciata, ma in modo innocuo e facile preda dell'estremo brolese. Quasi al tramonto della prima frazione arriva la rete che spezza l'equilibrio. Traversone dalla destra e Scaffidi, in modo anche fortunoso, batte il Bonfiglio, stappando il match del Comunale. Prima del duplice fischio la Futura accarezza il raddoppio con Cipriano su scarico di Arasi, ma con sfera che non c'entra la porta giallorossa. Ripresa con il Sinaga che prova a rialzarsi, ma Radici cincischia troppo e fallisce l'1-2 al 48°. Non abbassa il baricentro la Futura e prova a raddoppiare e Bonina su assistenza di Giuffre trova la respinta di piedi di Bonfiglio. Minuto 65 e una palla inattiva da ghiotta posizione potrebbe riaprire il match. Si incarica Leone con sfera che sbatte addosso a Masi, ma secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Radici non sembra nella migliore giornata e di testa al 75° concede la rimessa da fondo campo agli Aquilotti. Uomini di Catalfamo che indirizzano il match 3 minuti più tardi, quando Cipriano estrae dal cilindro un pezzo d'alta scuola e manda in estasi tutto l'ambiente brolese. Il Sinagra ha la forza di spingersi in avanti e all'87° riapre i giochi, proprio con Radici che di controbalzo scaraventa in rete, riaccendendo i palpitanti minuti di recupero. Extra time che vede i giallorossi in costante proiezione offensiva con Starbaggi che in aria non trova il guizzo vincente al 92°. E con l'ultima emozione al 95° quando viene annullato un gol a Cresci Bene che sbuca alle spalle di Domianello e di testa si porta il pallone avanti scaraventandolo in rete, ma col fischietto messinese che non convalida la rete che ci avrebbe trasportato ai tempi supplementari. Triplice fischio e festa per i ragazzi del presidente Astone che voleranno all'Aloiso di Misilmeri per la finalissima contro la Margheritese di domenica prossima. Amarezza in casa Sinagra che paga ancora dazio nelle gare appendice post regular season, ma sicuramente ripartirà il prossimo anno con la consapevolezza che il ritorno in promozione si potrà materializzare rapidamente.
È tempo di Coppa Italia anche nel campionato di prima categoria, subito la schermata dei risultati. Nella semifinale di andata il Santa Venerina vince 2-1 ad Alcamo e il Monforte San Giorgio vince contro il Riviera Nord 2-0. Le partite di ritorno si disputeranno domenica prossima, domenica 19 maggio. Le vincenti disputeranno poi la finalissima. FC Alcamo, Santa Venerina, semifinale d'andata della Coppa Sicilia. La battuta di Licari in mezzo, colpo di testa di Lo Monaco. Battuta, la rimessa laterale, poi Amodeo. La battuta del solito Francesco Cordova, pallone in mezzo, serie di tocchi. Poi c'è il destro al volo, deviato, che stava per beffare Carollo. Andrea Papaserio. Parte il suo destro, colpo di testa che non c'è, poi il mancino alto di Garuffi. Parte Cordova, il pallone in porta! Francesco Cordova, 40 anni a luglio, sempre verde, porta avanti Santa Venerina con una magia su punizione 1-0. E infatti va in mezzo, il pallone sul secondo palo, il gol del 2-0. Si è inserito benissimo con Canniso, pallone in mezzo, Amodeo la tocca, il pallone entra, il gol dell'Alcamo con Giovanni Amodeo, 50 secondi ed è 2-1. Pallone alto, esce Carollo, prova a smanacciare il tocco in porta, ma c'è praticamente il tocco con la mano, con l'espulsione per Licari. Alcamo in 10. Furno traversa, rigore sbagliato dal Santa Venerina. La rimessa lunga di Badò, bassa però, sponda di Amodeo. Pallone allontanato, lo va a riprendere di Giuseppe, si coordina. Va Adamo. Col mancino, esce Cantarera, poi il colpo in porta dell'Alcamo. Gol del 2-2, ma è tutto fermo per il fallo sul portiere. Parte Adamo, oltre la traversa, avanza il siciliano, allarga su Garuffi, opportunità per il Santa Venerina, pallone largo, il destro mancato da parte di Furno. Pallone profondo verso Contrera, fisico contro fisico, poi calcia alto. Rimessa laterale di Adamo su Carollo, che l'ha presa con le mani. Si parte, Alcamo che si muove in anticipo, Cordova per Furnò, c'è il muro siciliano, c'è però il fischio dell'arbitro. Garuffi avanza ancora avanti, Garuffi fino in fondo, il tiro respinto da Carollo. Furnò se la porta avanti e finisce qui, vince il Santa Venerina. Music is a show with stories of superstar. You're the best in the world. My so easy and songs I love you.
28 giorni dopo la fine del campionato, Riviera Nord e Monforte tornano in campo per le semifinali di Coppa Sicilia, competizione riservata alle squadre di prima categoria, e nel match di andata il Monforte, già con la promozione acquisita nel corso della regular season, non concede sconti alla formazione dello Stretto, che riesce a piegare per 2-0 grazie alla doppietta firmata dal solito Bomberdama. A provarci però è subito il Riviera, ma prima il destro di capitano Giuseppe De Marco è respinto da Celona, e poi il tentativo dal fondo di Bruzzese si spegne sull'esterno della rete. Il Monforte tenta la risposta e dopo un calcio di rigore invocato su Sciliberto, i neroverdi la potrebbero sbloccare con Dama, che però spreca il servizio di Bartuccio calciando tra le mani di Trinchera. Insistono gli ospiti, ma il destro di Venuti si perde alto sulla traversa, mentre il colpo di testa di Dama sull'invito di Venuti finisce in rete, con il signor Lapaglia che su indicazioni del primo assistente annulla per fuorigioco. Gol che invece è buono quello del minuto 41, quando ancora Dama di testa gira in porta il cross di Milano, trovando anche il difettoso intervento di Trinchera che spiana al Monforte la strada verso la vittoria. Per Dama invece si tratta del 28esimo sigillo stagionale, il secondo in Coppa. Monforte che prova a chiudere la sfida con Venuti, che di testa gira in rete il cross di Bartuccio, ma anche in questo caso il fischietto ennese annulla per offside. Il Riviera non ci sta e avrebbe la chance per il pareggio con Roll, che però viene fermato sul più bello dalla difesa neroverde. Con le immagini e il montaggio di Nino Famà ci spostiamo nella ripresa, ed è ancora il Riviera a sfiorare il gol con Roll, il cui destro non c'entra la porta per questioni di centimetri, ma sul ribaltamento di fronte il Monforte trova invece il raddoppio su calcio di rigore concesso dalla Paglia per un mani in area di Cacciola, e con Dama che dal dischetto fa 2-0 per i suoi, doppietta personale, gol numero 29 in stagione. Nonostante ciò il Riviera avrebbe la chance per riaprire il match, ma il sinistro di Ferio sorvola di un soffio la traversa. Nel finale poi Monforte a un passo dal tris, prima con Tricamo che di testa trova un super Trinchera a negargli la gioia personale, e poi con il neoentrato Mastroieni che in diagonale coglie il palo alla sinistra del portiere. Infine Riviera che reclama un calcio di rigore su Giuseppe De Marco, ma il fischietto ennese lascia giocare. Finisce così, il Monforte si avvicina a grandi passi alla finale del 26 maggio a Piana degli Albanesi. Prima però ci sarà da giocare il match di ritorno al Mariano Donia domenica prossima, 19 maggio. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, di nuovo insieme tra pochissimo per parlare ancora di calcio dilettantistico siciliano. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Abbiamo vinto tutti stasera, abbiamo vinto tutti, abbiamo vinto tutti. Rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il grande evento del calcio dilettantistico siciliano che sarà di scena giorno 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty, lo facciamo come al solito con la nostra macchina del tempo dedicata alle passate edizioni dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana. Il successo non è un caso, è duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per ciò che stai facendo o che stai imparando a fare. Pelé, 1990. Penalty Awards 2022, nona edizione. Una produzione esclusiva Play Village. Signori e signore, Ettore Tortorici. Buonasera e benvenuti alla nona edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Ancora una volta i dilettanti saranno protagonisti di questa passerella che puntualmente ogni anno Play Village organizza per far sì che insomma si dia risonanza sempre maggiore alla fetta dei dilettanti, che sono tantissimi, soprattutto qui nella nostra bella Sicilia. Anche questa sera premieremo chiaramente la categoria eccellenza, la categoria promozione, premieremo anche la prima categoria e premieremo anche il miglior allenatore per quanto riguarda il campionato di Serie D che si è concluso già da qualche mese.
Insomma, sarà un modo per vivere a 360 gradi la bellezza del calcio dilettantistico siciliano, e all'interno del nostro evento, come al solito, spazio anche alla musica, ma anche a dei premi speciali. Anche quest'anno saranno di scena i premi tanto ambiti dedicati al personaggio televisivo, alla stampa, all'uomo per lo sport e anche ai Team Awards, in modo particolare appunto ad una squadra che su tutte si è particolarmente distinta. Una passerella dove ci saranno tantissimi personaggi anche legati al calcio del passato. Non per niente, anche per questa edizione abbiamo dedicato il premio speciale alla carriera sportiva. Per aprire questa non edizione dei Penalty Awards invito qui sul palco il sindaco di Belpasso, che ha voluto più di tutti questo evento proprio qui in questo teatro Nino Martoglio di Belpasso. Buonasera signor Sindaco. Allora, eccoci qui, pronti per questa non edizione. Noi siamo stati presenti nel 2017, siamo ritornati, siamo contenti perché insomma il palco e questo teatro ci dà un'energia molto bella. Ma noi siamo felici e onorati di ospitare questa manifestazione qui dopo il 2017. Dal 2017 a oggi sono successe tante cose, tra cui una pandemia mondiale che ha bloccato tutto, quindi oggi intanto voglio ringraziare in maniera particolare la Videobank che ci ha permesso di fare questo evento, un'azienda che ha preso in gestione il teatro 6 mesi prima che iniziasse la pandemia, quindi ha avuto solo perdite da questo teatro e la ringraziamo in maniera particolare. Ringrazio tutti voi qui presenti, benvenuti a Belpasso, benvenuti in questa bella struttura e speriamo che sarà sicuramente una serata piacevole e ospiteremo questa manifestazione ancora per molto, se vorrete farci l'onore di essere ancora dei nostri. Sarà un piacere anche nostro. Noi ci vedremo dopo perché anche per lei ci sarà un momento di passerella. Grazie al sindaco Daniele Motta, il sindaco di Belpasso. E costume anche insomma inaugurare il nostro evento con la presenza del presidente della FIGC Sicilia, ovvero Sandro Morgana, che invito qui per i doverosi saluti chiaramente ai convenuti di questa nona edizione dei Penalty Awards. Eccolo qua, il presidente che ha debuttato con i penalty la scorsa stagione. Buonasera. Ha debuttato la scorsa stagione, eravamo nella provincia di Agrigento, adesso siamo ritornati nella provincia di Catania ed è la dimostrazione che questo premio, come del resto anche la FIGC, ha una veduta tutta siciliana, a 360 gradi sulla nostra bella isola. Beh, certamente è un premio importante, siamo presenti, miglioriamo di anno in anno la nostra presenza, quindi vogliamo essere, come dire, protagonisti insieme a voi di questa cosa che poi celebra il calcio dilettantistico, quindi noi dobbiamo esserci a tutti i costi, soprattutto quest'anno, perché questo è stato un anno eccezionale, è stato un anno magnifico, un anno nel quale nonostante tutto e nonostante tutti abbiamo portato a termine questa stagione meravigliosa. Io credo che il merito sia proprio di queste persone che noi andremo a premiare. Noi abbiamo un po' organizzato le cose, le abbiamo, come dire, abbiamo fatto i registi di questa operazione, ma i protagonisti sono stati loro, quindi è giusto che questi premi vadano a chi hanno reso meravigliosa, unica, indimenticabile questa stagione. Ed è la dimostrazione come anche i dilettanti è giusto che abbiano la loro doverosa passerella. Assolutamente, certo, è giusto, anche perché io lo dico sempre, c'è una famosa metafora che paragona il calcio ad una macchina che ha, come dire, il motore di una Ferrari e sono le società di Serie A, degli accessori di lusso che un tempo erano le società di Serie B e di Serie C e poi le ruote che sono il calcio dilettantistico. La differenza tra noi e loro è che se anche le ruote sono sgonfie ammuttiamo la macchina e la facciamo camminare lo stesso. Ci piace questa cosa. Bene Presidente, allora ci vedremo dopo. La ringrazio, grazie. Adesso parliamo del campionato di Serie D.
quest'anno abbiamo rinnovato il premio come miglior allenatore siciliano, un premio che ha debuttato nella scorsa edizione, ha avuto un grandissimo seguito, un grandissimo successo, ci è sembrato giusto ripresentarlo anche in questa edizione. Pertanto do subito lettura delle nomination quale miglior allenatore del campionato di Serie D. Parliamo però di allenatori solo ed esclusivamente siciliani, ed invito qui sul palco Giovanni Campanella della San Cataldese, Gaetano Di Francesco del Cittanova ed Alfio Torrisi del Paternò Calcio. Vi premia il presidente dell'Ussi Sicilia, nonché un giornalista conosciutissimo in tutta la Sicilia, Gaetano Rizzo, che invito qui sul palco. Eccolo qua, Gaetano Rizzo. Che parterre che ti ho preparato. Eccoti qui. Eccoti qui. Allora consegniamo la busta a Gaetano Rizzo, perché sarà lui ad aprire e conoscere il nome di colui che si porta a casa questo premio, questo riconoscimento. Però attenzione, ci tengo a dirlo, quando parliamo di vittoria è una vittoria anche che lascia un segno certamente positivo, ma anche in nomination è una bellissima grande soddisfazione. Già stare su un palco come questo credo che sia un grande riconoscimento. Gaetano, tocca a te questa patata bollente, perché quando parliamo di allenatori è sempre una patata bollente la busta. Ne sono convinto, immagino che la giuria abbia dovuto faticare parecchio, perché sono veramente tre grandi allenatori. Il migliore è il risultato, a giudizio della giuria, Alfio Torrisi del Paternò Calcio. Alfio Torrisi del Paternò Calcio, bene. Allora, consegniamo subito ad Alfio Torrisi la targa quale miglior allenatore siciliano per questa stagione. La prima va a Giovanni Campanella e la seconda a Di Gaetano. Alfio Torrisi, tutti hanno detto delle bellissime cose su questa stagione del Paternò. Intanto i complimenti li vorrei girare al mister Campanella e al mister Di Gaetano, perché questo è un premio secondo me che dovremmo condividere tutti e tre. È giusto, è bello quello che dici. No, perché il campo dice questo, il mister siamo arrivati sesti insieme, lui è arrivato anche ai quarti di Coppa, quindi ha fatto anche meglio di me. Il mister Campanella ha fatto un'impresa, a San Cataldo ha salvato una squadra che alla settima giornata aveva 0 punti, quindi questo è giusto dirlo, non perché è una frase detta dal caso, ma perché sono due persone che per me sono di grande valore e sono grandi punti di riferimento come allenatori. Detto questo, abbiamo fatto bene a Paternò, sono contento della stagione che abbiamo fatto, merito dei ragazzi che hanno avuto tantissima voglia di rivalsa dal pensiero che girava attorno all'inizio. La società è stata presente, seria, quando ci sono questo mix di cose i risultati vengono facilitati, il nostro lavoro viene facilitato, quindi ci godiamo questa vittoria e questa buona stagione, cerchiamo di farci trovare pronti a questo impegno difficilissimo che ci aspetta. È vero, in bocca al lupo. Complimenti Giovanni, io lo dico sempre, la stagione della San Cataldese è da incorniciare, ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa quando ci siamo incontrati a Licata, perché comunque arrivare in un ambiente, spiegare un po' il modo con cui tu lavori non è mai facile, soprattutto in giocatori che sono certamente non ragazzini ma sono maturi, quindi credo che il tuo riconoscimento della presenza anche qui sul palco dei Penalty Awards è importante. Noi siamo onorati di averti questa sera qui proprio per ricordare la stagione bellissima di San Cataldo. Sì, in effetti è così, abbiamo fatto una bella impresa, ma devo dire grazie ai giocatori e al direttore sportivo, perché assieme abbiamo fatto veramente una cosa bellissima, alla salvezza della San Cataldese. Rimane a San Cataldo? No. Non va, ricambierà squadra. Mentre invece ha già cambiato squadra e c'è stata la presentazione da Cittanova a Santa Maria Cilento. Comunque il lavoro fatto a Cittanova rimane, lo abbiamo detto poc'anzi, un campionato fatto anche con molti giovani, per cui la Serie D non è vero che va fatta solo con gente matura, ma va fatta anche con giovani che vogliono mettersi in mostra e mettersi in gioco. Sì, assolutamente sì, e poi sta tutto comunque alle società in base ai programmi, alle loro ambizioni, ai progetti
che stilano, no? Cittanova penso che sia un posto dove si possa lavorare veramente bene sia con i giovani, ma anche l'anno prima hanno fatto una scelta diversa. E niente, il fatto che abbia cambiato già squadra non è dipeso soltanto da me, perché comunque devo dire di avere avuto a che fare con persone straordinarie, oneste e leali, e quindi siccome abbiamo parlato la stessa lingua, sapendo le loro problematiche tra virgolette relative al prossimo campionato, mi hanno tra virgolette lasciato libero di decidere di andare altrove e non aspettare le loro decisioni. Quindi li ringrazio ulteriormente pubblicamente, perché comunque parliamo di persone straordinarie che oggi nel mondo del calcio si fa fatica a trovare. È vero, soprattutto anche nel campionato di Serie D. Grazie, buon riposo, anche se inizierete tra poco prestissimo di nuovo in campo. Grazie a Di Gaetano, Torrisi e Campanella, grazie per essere venuti qui con noi ai Penalty Awards. Mettiamoci in centro intanto, caro Gaetano, perché il giornalismo sportivo diventa fondamentale, perché sappiamo benissimo in quanti vi seguono, e soprattutto adesso con un progetto Catania un po' particolare. Noi non ne vogliamo parlare per nostra scelta, però è anche vero che adesso il prossimo anno il campionato dei dilettanti secondo me viene visto in una maniera un po' più particolare. Certamente, maggiore attenzione. In premessa desidero rivolgere un ringraziamento a te, a tutto il tuo staff, e porto il saluto dell'intero Consiglio regionale, nonché dei consiglieri nazionali dell'USSI, che sono Nino Randazzo e Roberto Gueli, e del presidente nazionale del Collegio dei Revisori, che è un catanese, Giuseppe Di Bella. Detto questo, un saluto a tutta la platea, in particolare non me ne vogliono gli altri, al presidente Sandro Morgana, che è un amico dei giornalisti sportivi e in particolare dell'USSI, e vorrei rivolgere un applauso a Sandro Morgana, perché veramente la gestione Morgana è un corso di grandissimo pregio per quanto riguarda il calcio. Le due cose si intersecano perché appunto il campionato di Serie D non può essere guardato come un campionato dilettanti così sic et simpliciter, ma è qualcosa di molto più elevato, soprattutto dalle nostre parti, al sud me ne darà atto non solo il presidente Morgana ma un po' tutti, è una categoria autenticamente, sì, sul piano formale magari dilettanti, ma autenticamente professionista. Questo vuol dire che noi giornalisti, che poi le nostre fortune sono legate alle squadre che seguiamo, ecco, e potrebbe essere impreziosito da qualche presenza autorevole, ne sono certo, sicuramente dovrà accadere. Quindi questo significa che ci aspetta una stagione importante e sicuramente assieme ai nostri colleghi, sono l'ultimo dei tali colleghi, riusciremo a cavarcela. E vi divertirete pure, perché quando si va in campo è sempre molto bello. Consegniamo il premio Eccellenza Siciliana a Gaetano Rizzo, giornalista nonché presidente anche regionale dell'USSI Sicilia. Abbiamo anche il ricordo della birra. Vorrei condividere con te, grazie. Anche la tua straordinaria capacità, non vorrei ripetermi con le parole che ha detto la collega Roberta Lunghi, con la quale ho condiviso molti anni a Telecolor. E tu sei straordinario, quindi riesci a mettere su organizzazioni altrettanto straordinarie. Gli sponsor sono fondamentali anche per le iniziative che promuoviamo noi, quindi ne conosco diversi, non faccio nomi per non fare torto ad alcuno, però sicuramente quando vedo sponsor che si avvicinano a iniziative di questo genere, ma anche le nostre, quelle di noi stampa sportiva, non posso che rivolgere un plauso e soprattutto un forte ringraziamento. Grazie Gaetano Rizzo, giornalista e presidente della USSI, grazie. Allora, adesso io ho il piacere di far ritornare qui al centro del palco dei Penalty Awards, lo abbiamo nominato tantissimo, ha inaugurato anche la nostra manifestazione anche quest'anno, il presidente della FIGC Sandro Morgana, che rinvito qui sul palco perché ci deve anche far capire come si sta preparando la nuova stagione che partirà praticamente tra un paio di settimane. Eccolo qua di nuovo il presidente della FIGC Sicilia, Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana. Presidente, siamo molto curiosi perché l'anno scorso avevamo un po' di paura proprio post-Covid. Adesso grazie al cielo questo problema non dovrebbe esserci, quindi siete già in moto per una stagione che secondo me sarà ancora più impegnativa, perché poi bisogna confermare tutto quello che di buono è stato fatto in questa stagione. Beh, questo innanzitutto, confermare tutto quello che abbiamo fatto e proiettarci verso una stagione che naturalmente deve essere anche di maggiore crescita. E nello stesso tempo, forti di questa esperienza, perché c'è un tema che è il virus c'è ancora,
non è andato via, e tra di noi non sappiamo, dicevano oggi in televisione, come si svilupperà nella prossima stagione, ma evidentemente già da ottobre dobbiamo pensare ad un vaccino che ci consenta di poter andare avanti. Noi quest'anno abbiamo preso decisioni difficili, decisioni coraggiose, quelle di giocare con il Green Pass. È stata una decisione che ad agosto ha preso soltanto il Comitato Regionale Sicilia. Questa decisione è stata vincente perché ci ha dato la possibilità di arrivare fino in fondo. Non so se quest'anno ci sarà bisogno di decisioni così estreme, tuttavia io credo che ormai è nel nostro DNA quello della vaccinazione, quello di stare in sicurezza e stare tranquilli. Quindi avremo i nostri campionati di eccellenza, 2 gironi di eccellenza, certamente. 4 di promozione. 4 di promozione e spero 7 8 di prima categoria, cresceremo nella seconda categoria e spero, per gli obiettivi che abbiamo dato ai nostri amici dei delegati delle delegazioni provinciali, di cominciare, come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto circa 150 squadre di terza categoria, di continuare ad aumentare e quindi allargare la base della nostra piramide. Questo è il nostro obiettivo. Poi, per carità, io capisco che il calcio determina anche riflessioni di vario genere, tutte apprezzabili. C'è chi dice che sarebbe bello avere un girone di Serie D tutto siciliano, ma il campionato si chiama interregionale. Proprio per questo. Quindi necessariamente dobbiamo stare con le altre regioni. C'è chi dice che probabilmente dovremmo proiettarci verso un'eccellenza a 18 squadre. Io, a prescindere che questo tema non è in agenda, quindi non dobbiamo per ora discutere di questo, non è in agenda né a livello nazionale né a livello regionale, perché queste cose, come lei ben sa, hanno bisogno. E tuttavia io dico che la Sicilia è la quinta regione d'Italia. Bastano i numeri. Ecco, e la Sicilia è la quinta regione d'Italia perché ha i numeri, perché ha, diciamo così, questo sistema dilettantistico, perché è la terza regione d'Italia nel calcio a 5, e questo ci fa onore, perché quest'anno probabilmente farà un campionato femminile con 16 squadre. Impensabile un paio di anni fa. Un paio di anni fa nessuno ci avrebbe creduto, e questo non perché è arrivato uno che per 5 anni ha fatto il delegato nazionale del calcio femminile, ma perché nel calcio femminile bisogna credere, perché è il futuro nel vero senso della parola. E quindi faremo le attività e-sport, faremo le attività di beach soccer. Insomma, non vi fermerete certamente. Abbiamo fatto la riforma del calcio giovanile, quindi nel 2023-2024 introdurremo il campionato elite oltre al campionato regionale. Viva Dio, mi pare che questo comitato regionale con questo dimensionamento deve pensare a migliorare, non a ridimensionarsi. Meglio di così non poteva essere. Anche per il presidente Morgana abbiamo una targa ricordo per la sua presenza qui ai Penalty Awards che sta per arrivare, eccola qui. Sandro Morgana, che ancora una volta è presente ai Penalty Awards 2022. Abbiamo anche per il presidente, però non so se beve, la birra Timili, che è una birra artigianale buonissima, presidente, e la gusta bella fresca, pensando anche ai penalty. Grazie, grazie tante. Grazie. Sandro Morgana, il presidente della FIGC Sicilia. I migliori atleti, allenatori, dirigenti del calcio dilettantistico siciliano vi aspettano giorno 19 giugno a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito a Caltanissetta presso il Teatro Regina Margherita, l'11ª edizione dei Penalty Awards. Ma vi aspetto anche mercoledì 29 maggio alle 15:20 per conoscere le nomination. Appuntamento da non perdere.
Si chiude con un KO casalingo per 0-3 la stagione 2023-24 della team Altamura. Al D'Angelo nella seconda giornata della Pool Scudetto passa il Trapani, vincitore del girone I, ma sullo sfondo resta la festa per la promozione in C di Loiodice e soci. I rigori di Kragl e Marigosu, intervallati dal centro di Palermo, decidono la partita. Le formazioni: nell'Altamura Giacomarro fa meno di Bertolo, infortunato, dentro Enrico, fiducia al consueto 3-4-3, linea offensiva over con Diego Mobilio e Loiodice a supporto di Saraniti. Turnover per il Trapani, Auta, Quadro e Cristini, panchina per Convitto e Sartore a guidare il 4-3-3 di Alfio Torrisi e il tridente Kragl, Samaché e Balla. Trapani che aggredisce la partita, Kragl ci prova su punizione dei 25 metri, il pallone sfila un paio di metri dal palo alla sinistra di Fernandes, 3 giri di lancette, la reazione murgiana è nella qualità del solito Loiodice, parte sul filo del fuorigioco, opta per la sua mattonella e calcia a giro con il destro, traversa sfiorata. Al sesto è Saraniti a provare ad approfittare di un'ingenuità siciliana in uscita, destro forte dal limite dell'area, Uicai ci mette i pugni. Ancora Saraniti, protagonista al quarto d'ora, quando cerca un angolo impossibile partendo sul filo del fuorigioco, Uicai è attento. Il Trapani reagisce con qualità, Kragl cuce per Palermo, il numero 32 stringe e calcia con il destro senza i giri giusti e nella velocità che gli ospiti fanno male lo dimostra Balla al 34esimo, slalom gigante, ingresso in area da sinistra e tamponamento di Enrico. L'arbitro Leorsini non ha dubbi, cartellino giallo e rigore, dal dischetto Kragl e glaciale, Fernandes spiazzato e Trapani in vantaggio. L'esultanza del 34enne tedesco non è gradita ai giocatori di casa, scaramucce presto placate dall'intervento di Leorsini. La reazione dell'Altamura non si fa attendere, a Diego Mobilio trova il pertugio giusto nelle maglie ospiti e pareggia, esultanza annullata dal fuorigioco dell'attaccante. Ancora Diego Mobilio e il pallone buono per il pareggio su invito di Maccioni, buono il taglio, pessima la mira dal dischetto. La frazione si chiude con 2 chance per l'Altamura, prima questo contropiede apparecchiato dall'Ogoluso per Loiodice con la sporcatura di Gelli, poi questo sinistro di Maccioni dai 12 metri controllato in presa bassa da Uicai. Si riparte con Mattera per Enrico e Lattanzio per Diego Mobilio nell'Altamura. Giacomarro passa al 4-2-3-1, ma passano 80 secondi e il Trapani raddoppia. Kragl calcia dai 30 metri, Fernandes respinge in maniera imprecisa e Palermo brucia la concorrenza, Tapin che vale lo 0-2. La replica dell'Altamura è avviata dal solito Loiodice, filtrante per Maccioni, sinistro da ottima posizione murato dalla difesa siciliana. I ritmi si abbassano progressivamente in campo, all'ora di gioco attimi di apprensione per un giovane raccattapalle colpito involontariamente da un rinvio di Guerriero, soccorso con del ghiaccio, sarà medicato successivamente. A riaccendere le speranze di evitare il KO dei padroni di casa è Molinaro, subentrato a Saraniti, fuga a destra e diagonale al lato di 1 metro. A infiammare inutilmente gli animi ci pensa invece Balla, che entra così su Dipinto a centrocampo. L'arbitro Leorsini opta per il giallo, animi tesi, poi tra Samaché e Cipolla la squadra arbitrale ci mette diversi secondi a riportare la calma, e rosso per Cipolla e per Saraniti, entrato in campo dalla panchina nell'occasione. Notte fonda per l'Altamura al minuto 82 quando Mattera lancia involontariamente Convitto, contatto dubbio con Fernandes, per Leorsini e rigore. Dal dischetto Marigoso e glaciale, 0-3. Il finale è pure accademia, Fernandes si esalta prima sul tentativo di sbrissa, poi libera anche sul sinistro di Sartore. Nell'occasione l'Ogoluso sembra rinviare quando il pallone ha già oltrepassato la linea. L'Altamura perde in casa a 7 mesi dall'ultima volta, ma si prende il ringraziamento del suo pubblico già proiettato al ritorno nel calcio professionistico. Il Trapani attende invece la sfida casalinga di domenica con la Cavese per provare a ipotecare il primo posto nel girone. Vorrei esordire complimentandomi con la squadra per l'atteggiamento, per la mole di gioco che ha espresso e soprattutto per la voglia e la ferocia che ha messo in tutta la partita, oltre che sulla gestione della gara. Un Trapani oggi da 10, sono veramente soddisfatto, questi ragazzi continuano a sorprendermi o più che altro a darmi conferme dei miei pensieri, che è quello di una squadra che non muore mai, che lotta fino alla fine, che ha personalità, che vuole vincere sempre, quindi soddisfattissimo, ma i complimenti vanno solo ed esclusivamente a loro. Partita vera, come è giusto che sia, contro una buonissima squadra, una squadra che in questa stagione aveva solo perso una partita in casa. Il girone H è un girone dove la virtù principale è l'agonismo, lo sapevamo, siamo venuti qua a giocare comunque con personalità, abbiamo giocato e battuto colpo su colpo con un avversario forte e poi alla fine abbiamo fatto una partita importante perché abbiamo fatto, a mio modo di vedere, un primo tempo attento, abbiamo giocato contro vento, non era semplice, abbiamo rischiato qualcosina, anche se non ricordo padre il mio portiere, però l'Altamura è
entrava bene in aria in alcune situazioni, noi abbiamo difeso con ordine, abbiamo palleggiato bene, loro ci aspettavano molto bassi il primo tempo e comunque abbiamo poi cercato 2 o 3 situazioni importanti dove potevamo fare gol. Una su tutte il calcio di rigore, da una situazione di recupero palla con una linea di difesa che Sergio ha rotto benissimo la linea, abbiamo dato anticipo, abbiamo verticalizzato con 2 o 3 passaggi e poi Bes ha fatto tutto tranne il gol perché è stato alternato, quindi sono soddisfatto, veramente contento, perché ancora una volta la squadra dimostra di avere concetti chiari, dimostra di avere personalità e soprattutto maturità sulla gestione della gara. Adesso torniamo, andiamo a casa, domani siamo pronti sul pezzo a lavorare, incontriamo un'altra squadra fortissima per tradizione, per blasone, per numeri e quindi sapremo che sarà un'altra gara difficile, complicata, ma dove il nostro obiettivo deve essere sempre lo stesso, attraverso la prestazione provare a vincere. È una stagione incredibile, questa era una società che aveva fatto dei grossi investimenti, però non era mai arrivata negli ultimi anni nei playoff. Noi siamo riusciti con un gruppo di ragazzi che mi hanno seguito dall'inizio a vincere un campionato che era impensabile all'inizio. Un cammino di grande voglia, determinazione, abnegazione, di capire le giocate che voleva l'allenatore. Sinceramente io all'andata mi sono divertito tantissimo, poi è incominciato un po' il timore perché eravamo sempre in testa, si doveva sempre vincere e allora c'è stato un po' qualcuno che magari non ha retto l'ansia positiva per tutto il campionato, però siamo riusciti anche con i cambi, col cambiare anche il modulo durante la partita a fare la differenza e a vincere il campionato. Sia qua col Trapani nel primo tempo abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, di avere intensità, voglia, poi quando stacchi la spina con la vittoria col Gallipoli è normale che qualcosa ti viene a mancare, la testa per me è determinante, però era giusto dare un premio anche a qualcuno che ha giocato di meno, qualcuno che è stato infortunato e perciò abbiamo preferito fare questo tipo di situazione. Quasi sicuramente non rimango qua perché abbiamo idee diverse di fare calcio e perciò quando ci sono idee diverse non è il caso di rimanere. Ma sicuramente abbiamo fatto una stagione pazzesca dal punto di vista dei numeri, perché comunque abbiamo fatto 94 punti, abbiamo fatto tanti gol, siamo stati la migliore difesa. Una di quelle stagioni che difficilmente si possono ripetere, ma non siamo sazi, lo capisco ogni giorno dagli allenamenti che facciamo. È una squadra che questa settimana forse ha fatto la migliore settimana da quando stiamo tutti insieme, quindi tra di noi c'è tanta competizione e quindi questo ci porta ad alzare sempre il livello anche all'allenamento. Il nostro obiettivo era quello di vincere il campionato, quando abbiamo vinto il campionato l'obiettivo adesso è vincere lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Adesso domenica abbiamo la Cavese, penseremo a loro e poi da lì sicuramente ci concentreremo su una finale di Coppa Italia che vogliamo vincere tutti questi. Trapani è casa mia, quindi lì sto bene. Ho grande sintonia col presidente, con l'allenatore, con il direttore, quindi ci sono tutti i presupposti per continuare il lavoro che abbiamo iniziato quest'anno.